Per i cristiani oggi è il giorno del lutto e del silenzio, in attesa di gioire per la Pasqua di Resurrezione, una giornata definita liturgica perché il sabato santo, unica eccezione dell'anno, non si celebra l'Eucaristia. Ieri in tutte le chiese cattoliche del mondo si è rievocata la passione e morte di Cristo, un momento fondante del cristianesimo in cui si ricorda il sacrificio del Dio fattosi uomo per redimere l'umanità dal peccato originale. Un momento in cui i cristiani sono chiamati a rinnovare la propria fede. A Nuoro, l'epicentro dei riti del Venerdì Santo, è stata la cattedrale di Santa Maria della Neve. La parrocchia ha predisposto un programma liturgico diverso rispetto agli anni scorsi, ma ugualmente suggestivo, che ha portato i nuoresi dentro il mistero della morte e resurrezione di Cristo. La celebrazione della passione di Gesù ha preso il via nel pomeriggio in cattedrale, con un momento di preghiera e riflessione, cui è seguita la processione dei misteri, col simulacro della Madonna Addolorata, che ha preso il via dalla Chiesa della Solitudine per poi toccare le altre chiese cittadine di San Carlo, Nostra Signora del Rosario, San Salvatore e Santa Croce, per poi raggiungere la cattedrale. Un corteo dolente accompagnato dal canto del Gocios che ha attraversato il rione di Sant'Upridu. La pioggia battente non ha scoraggiato i nuoresi che da sempre partecipano in gran numero ai riti della Settimana Santa. All'interno della chiesa cattedrale, immersa nel buio delle tenebre, quelle che sono calate sull'umanità dopo la morte di Cristo, è stato ripercorso il Calvario di Gesù, la crocifissione e la morte sul Golgota attraverso la rappresentazione sacra del Siscravamentu, interpretata dalla Confraternita di Santa Croce. Una narrazione affidata alle parole dei Vangeli letti dal parroco della cattedrale Don Giovanni Maria Chiesa, un evento che suscita sempre una grande tensione emotiva, culminata con la deposizione del Cristo dalla croce, cui i fedeli hanno reso omaggio sfilando in processione. Quindi la traslazione del simulacro del Cristo e della Madonna Addolorata nella chiesa di Santa Croce, dove è stato allestito il Santo Sepolcro. Da qui domani, domenica di Pasqua, il simulacro del Cristo trionfante sulla morte verrà portato in processione per la cerimonia di incontro con la Madonna, un appuntamento che quest'anno si terrà in piazza San Giovanni, cui seguirà il solenne pontificale celebrato in cattedrale dal vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, che segna il punto più alto dei riti della Settimana Santa e rappresenta per i cristiani un momento di rinascita spirituale.